grazie al Presidente della Comunità di Montagna, sia per essere presente, ma soprattutto anche per aver riqualificato prontamente questa sala, che ora è anche dignitosa e ben funzionante, ci consente anche di fare collegamenti verso l'esterno, ed è stato fatto anche proprio in ottica di un ampliamento di quella che è la collaborazione con l'Università di Udine, che ha sede con il corso di laurea di scienze motorie qua a Gemona, e crediamo di poterla mettere a disposizione anche dell'università, ma come vediamo anche delle attività della comunità del Gemonese. Quindi grazie ovviamente al Presidente, grazie soprattutto all'Università di Udine, che ha fortemente voluto questo ciclo di eventi su tematiche diverse. Questo è il terzo, abbiamo già fatto una prima sessione al Magrini Marchetti sulla cyber security, abbiamo fatto una seconda sessione sulla qualità della vita e gli stili di vita una settimana fa, 10 giorni fa circa, e questa è la terza opportunità che ci viene concessa, ed è legata ovviamente a quello che è il tema delle ciclovie e le ricadute che le ciclovie possono generare nel nostro territorio. Ce ne saranno altre nei prossimi mesi, e stiamo affrontando diverse tematiche. Molto spesso, dico io, dovrebbero essere di grande interesse, perché stiamo tracciando anche quello che è il futuro del nostro territorio, e lo vediamo anche in quello che è il piano di ripresa e resilienza, dove queste tematiche sono centrali. Su queste tematiche ci dovrebbe essere particolare attenzione, anche perché sono le opportunità che bisogna già oggi iniziare a vedere. L'amministrazione comunale di Gemona, assieme alla comunità di montagna, ha deciso di stanziare molte risorse sulle ciclovie e su quello che è su quella che è la mobilità lenta e su quello che è il turismo lento. Oggi vedremo diversi aspetti di questa progettualità. Crediamo che sia un'opportunità sia per ritornando alla qualità della vita, anche per i trasporti casa-scuola o casa-lavoro, ma possono rappresentare, lo stiamo vedendo, una grossissima opportunità per i molti turisti che si sono da anni ormai avvicinati a questo tipo di esperienza, e soprattutto per una serie di iniziative, e ci tengo a ringraziare nuovamente il Presidente della Comunità di Montagna, che abbiamo intrapreso assieme a tutti i comuni qui vicini per dare priorità alla realizzazione di alcune infrastrutture che oggi, ahimè, ancora mancano, ma delle quali stiamo cercando di recuperare nel più breve tempo possibile il tempo perso. Ringrazio ovviamente tutti gli autorevoli relatori, siamo tutti orecchie, perché crediamo che sia nell'interesse dei partecipanti, ma anche di quelli che non ci sono, che hanno perso un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Grazie, buon lavoro e buona serata a tutti. Io sono Alessandra Missana, vi porto i saluti mi occupo di divulgazione scientifica, vi porto i saluti della professoressa Scarton, delegata del Rettore alle attività di public engagement e quindi anche di divulgazione scientifica, impossibilitata ad esserci qui, ma Gemona ci è molto cara. Stamattina era qui presente ad un convegno, oggi abbiamo dei relatori di rilievo, domani saremo nuovamente presenti con il professor Zanini ad un altro convegno. Questa Gemona attivissima, insomma, ci è entrata nel cuore. Ringrazio quindi i due padroni di casa, il sindaco di Gemona, che ha stretto con l'Università di Udine un patto per lo sviluppo del territorio e identificato con noi le tematiche di rilievo per la popolazione e per il comune. Ringrazio il padrone di casa di questa comunità di montagna, il sindaco Alessandro Marangoni, che ci ospita in questa bellissima rinnovata sede. E colgo l'occasione per ringraziare anche la Fondazione Friuli, che sostiene finanziariamente questo progetto di divulgazione scientifica, che appunto ci trova vagare un po' per il nostro Friuli, in varie cittadine nelle quali ci sono dei sindaci, come oggi il nostro grande Revelant, che diventano, Revelant nella dimostrazione, un prezioso alleato della cultura, dell'ambiente, della popolazione e di noi e anche dell'università. Una veloce presentazione, per quanto posso, dei relatori presenti oggi: il professor Andrea Zannini, professore ordinario di storia moderna, è stato direttore del Dipartimento
di studi umanistici e del patrimonio culturale. Durante la sua direzione nel 2018 il Ministero ha riconosciuto al Dipartimento il valore di Dipartimento di Eccellenza, concedendo per 5 anni annualmente un cospicuo finanziamento per l'avvio di nuove progettualità dipartimentali. Si è sempre occupato di divulgazione scientifica su varie tematiche legate alla storia, alla resistenza, alla storia dell'Europa, e desidero sottolineare solamente che tra le tante attività di interesse specifico, me lo guarda con attenzione, ma ho solo tratto alcuni spunti. Desidero sottolineare che ha insegnato e insegna storia del turismo, e fra le sue attività didattiche anche storia del viaggio e del turismo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e storia del turismo al corso di laurea in scienze e tecniche del turismo culturale. Stasera ci parlerà del bello della bicicletta e il bello dalla bicicletta, intrecciando quindi il senso dell'esperienza turistica con il patrimonio culturale in un rapporto stretto e autentico con il territorio. Insomma, il professor Moretti è professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e coordinatore di vari gruppi di ricerca, fra cui strategia di impresa e contesti competitivi, imprenditorialità, marketing e tourism management presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche della nostra università. Anche nelle tesi di laurea che quest'anno sta seguendo focalizza le sue attenzioni scientifiche nel binomio turismo e mercato, se così mi permette di sintetizzare, guardando quindi al turismo come importante opportunità di sviluppo del territorio. Ci parlerà del bike tourism quale opportunità per il marketing del territorio, infrastrutture e prodotti. E proprio considerando il turismo come leva, come vettore culturale e sostenibile ed elemento di valorizzazione del territorio, abbiamo il privilegio di avere con noi l'architetto Fabio Dandri del Servizio Infrastrutture di Trasporto Digitali e della mobilità sostenibile della Regione, delegato dall'assessore Pizzimenti, e la dottoressa Giorgia De Iuri, che ringrazio di essere riuscita a venire, project manager di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. 2 persone che potranno spiegarci bene gli obiettivi raggiunti dai 2 enti e quanto sia ancora in animo di fare per valorizzare il territorio, dare ulteriori chance anche di lavoro per le nuove generazioni. E io ringrazio la dottoressa Alessandra Missana dell'Ufficio di Divulgazione Scientifica dell'Università degli Studi di Udine, che ha di fatto organizzato questo incontro, che ha un bellissimo titolo: Un grande patrimonio da scoprire, le ciclovie del Friuli Venezia Giulia e il turismo del futuro. C'è tutto qua, la scoperta, il patrimonio, il futuro. E devo dire che non sono d'accordo col sindaco, perché in realtà siete in parecchi per essere una giornata di pieno agosto, vero sindaco? Ormai è agosto come temperatura, devo dire che un incontro del genere ha un buon pubblico. E mi era stato preventivamente chiesto di spiegare il mio titolo, che intimoriva: il bello della bicicletta, il bello dalla bicicletta. Beh, alla base qualcuno spero l'abbia riconosciuto, vi è un bellissimo libretto di Marc Augé uscito qualche anno fa che si intitola Il bello della bicicletta, nel quale il grande antropologo francese canta la bicicletta come mitica, epica ed utopica. Mitica ed epica perché dice che la bicicletta è uno dei miti del Novecento, miti in termini proprio, come potremmo dire, semiologici, di significato, no? Qualcosa che travalica la nostra dimensione, e basti pensare ai grandi corridori del passato che hanno assunto ormai il carattere di mitico. Però utopica perché può ridisegnare il rapporto dell'uomo con la città, con lo spazio e anche nelle relazioni con gli altri. Ecco, la mia riflessione toccherà pochi punti, non è una vera e propria relazione, è più che altro uno stimolo.
con riferimento a uno degli ambiti in cui la bicicletta sta aumentando la propria popolarità, soprattutto nell'ultimo decennio, cioè quello appunto del cicloturismo. È un ambito di espansione della bicicletta che va parallelo a quello della mobilità dolce urbana, che forse sta attirando maggiormente l'attenzione dal punto di vista dei progetti, degli investimenti, e che noi abbiamo potuto sperimentare durante il lockdown, no? Le nostre città stanno in realtà cambiando lentamente la loro fisionomia grazie e in virtù della bicicletta. Il cicloturismo non ha ancora il carattere di una rivoluzione dei luoghi. Tutto sommato è ancora seguito da una nicchia di turisti. Se noi pensiamo al turismo globale, al turismo di massa, i cicloturisti sono ancora una nicchia, ma sono una nicchia crescente. E poi, come sanno bene gli specialisti di marketing, ormai la comunicazione del turismo non funziona più sui grandi numeri, ma funziona per le nicchie, per le tribù, loro le chiamano. Quindi è un destinatario di grandissimo interesse dal punto di vista turistico. Va anche detto che uno dei vantaggi del cicloturismo è proprio perché la sua nicchia non ha nulla a che fare con i numeri del turismo di massa. Voglio spezzare una lancia a favore di questa esperienza del cicloturismo, mettendo però contemporaneamente, molto bonariamente, sull'avviso riguardo ad alcuni luoghi comuni. Muoversi in bicicletta consente non solo un rapporto diverso con il sé e con gli altri, un rapporto che ha una qualità molto elevata, ma anche una dimensione ampliata di relazione con l'ambiente. Scrivendo questi due appunti mi è venuta in mente una frase di Stendhal, il grande romanziere francese, che nel 1816 scriveva: «Mi piace molto viaggiare in calesse scoperto. Qualche volta ci si bagna, come è successo oggi, ma si scorge il paesaggio in tutta libertà e mi accorgo che è l'unico mezzo per conservare il ricordo». Ecco, chi si intende di turismo registrerebbe questa affermazione sotto il titolo turismo esperienziale. In realtà mi sembra qualcosa di un po' di più, no? Per esempio l'accenno al fatto che viaggiare nel calesse scoperto, che dovete immaginare rispetto alla carrozza tipica del Settecento era una conquista tra virgolette romantica, dava la possibilità di ricordare di più. Ecco, io credo veramente che questo tipo di esperienze di turismo, come il cicloturismo, consentano di ricordare e che il nostro problema sia effettivamente anche un problema di memoria. Non per niente passeremo ore a fotografare i piatti che mangiamo in ristorante o ogni cosa che vediamo mentre viaggiamo. Questa sensibilità è una sensibilità che in realtà molti viaggiatori o vacanzieri hanno mantenuto, nonostante i tentativi di eliminarla da parte del turismo di massa. Naturalmente questa sensibilità del calesse / bicicletta non ha niente a che vedere con il viaggio in moto, che è naturalmente un viaggio di libertà per chi lo compie, ma una iattura per tutti gli altri. Le moto sono ormai diventate nelle nostre montagne uno degli elementi di inquinamento sonoro, acustico, insopportabile. Tanto che, per esempio, sapete che sui 4 passi si sta pensando di bloccare il transito proprio nei periodi di maggiore affluenza, no? Per evitare lo smarmitamento continuo e insopportabile delle moto sui tornanti. La bicicletta invece è educata. Se nei sentieri di montagna la mountain bike lascia strada agli escursionisti che ansimano salendo, è anche gentile. Se rallenta quando ci sono dei cani nei paraggi, è intelligente. Soprattutto la bicicletta consente di avere una relazione diversa con l'ambiente, no? Permette di guardare
in una maniera diversa rispetto agli altri mezzi di trasporto, rispetto alla macchina, non ne parliamo rispetto alla moto, dove guardare in giro spesso è pericolosissimo. Cioè consente di immergersi nel paesaggio, far parte del paesaggio, come spesso recitano le ormai migliaia di guide che in tutto il mondo escono ogni anno consigliando i percorsi di cicloturismo. Permette magari una sosta non prevista, uno sguardo di lato, una foto non scontata. Se pensate, le foto sono quasi sempre prese dalle strade asfaltate o dai posti tipici delle soste. Le biciclette consentono scorci alternativi. La bicicletta ci dà una visione più acuta e più profonda di ciò che ci circonda, una realtà, questa sì, veramente aumentata. Tutto questo viene spesso comunicato sotto la categoria del turismo dolce. E questa è una formula che è entrata di moda negli ultimi 10-15 anni e che ha avuto un buon successo, rispetto alla quale mi permetto tuttavia di non abusarne, altrimenti il dolce diventa zuccheroso e poi diventa dolciastro. La bicicletta non è solo dolce, è anche fatica, è anche scomodità, no, sudore e dolore. E non vedo perché si debbano eliminare questi elementi dall'esperienza della bicicletta, secondo il principio per cui tutto ciò che è fastidioso non esiste. I cicloturisti che capitano nel centro di Udine col loro carico di magliette sudate, con i loro gialli o rosa fluo, che staccano con i capelli spesso grigi se non bianchi, sono di quanto di meno retorico esista. Manifestano, come ha scritto proprio Marc Augé, una riconquista del corpo. Scusate se vi dico un episodio, un aneddoto proprio di questi giorni, spesso arrivano giusto davanti alla sede del rettorato, lì in Palazzo Antonini. L'altro giorno parlavo con un ex rettore, nonché ex sindaco di Udine, e si sono fermati 10 signori e ci hanno chiesto delle informazioni, al che io mi sono limitato eravamo 2 signori qualsiasi, io mi sono limitato a un 5 minuti di informazioni storico-architettoniche, invece l'ex sindaco e l'ex rettore li ha intrattenuti, penso, dopo 40 minuti, per cui questi devono aver pensato questa è una città di geni e di intellettuali, e invece eravamo 2 che passavano lì per caso. Però appunto questi signori, che spesso capitano proprio magari dall'Alpe Adria, sono persone che in realtà si fermano perché hanno la possibilità di fermarsi e hanno una curiosità particolare. E veniamo al bello, quindi il bello della bicicletta, ma è il bello che è possibile vedere dalla bicicletta. E penso naturalmente in primo luogo al patrimonio culturale, all'enorme, diffusa, pulviscolare bellezza del nostro territorio, del nostro Friuli, della nostra Italia. Una bellezza che fatichiamo a conoscere, tanto è diffusa, perché viaggiamo spesso a una velocità che non ci permette di considerarla. Non così la bicicletta è il mezzo perfetto per avvicinarsi e scoprire il nostro patrimonio culturale. Non so se avete notato l'uso della parola che si fa nel discorso, l'uso della parola cultura che si fa nel discorso pubblico. Qualcuno aveva detto che con la cultura non si mangia, poi è stato diciamo superato. Adesso c'è la tendenza a mettere sempre assieme la parola cultura alla parola turismo, che, permettetemi questo, è spesso una versione diminuita dello stesso principio, per cui la cultura da sola non può stare, ha sempre bisogno di essere collegata a qualcos'altro, se no dà l'idea di qualcosa che comunque è a perdere o qualcosa sulla quale non si può investire, una sorta di lusso. Ecco, sarebbe bello rovesciare questo cliché, invertire i termini e dire che questa o quella iniziativa turistica
è importante perché favorisce la cultura, favorisce la conoscenza e la frequentazione del patrimonio culturale, di quello artistico, paesaggistico, la conoscenza e la curiosità scientifica. Il turismo genera l'arricchimento che ci proviene dalla cultura. E la bicicletta, il cicloturismo consentono questo salto in avanti. Sono un'occasione per vedere, conoscere e provare a comprendere ciò che ci sta vicino, con un'attenzione e una disposizione d'animo che poche altre esperienze di viaggio e di vacanza consentono. Promuoviamo dunque il cicloturismo, è la maniera per promuovere la cultura e il bello. E vi ringrazio. Grazie Andrea. Vi tocca scendere dall'utopia e la retorica governata in modo strutturato e che innerva l'anima, perché scusatemi, gli economisti hanno questo problema, sanno il valore di tutto quello che non vale, nel senso che possiamo misurare qualsiasi cosa, ma alla fine la misuriamo con il meccanismo più semplice, perché già adesso che torniamo a discutere di sostenibilità economica, ambientale e sociale, già le altre due modalità di misurazione ambientale e sociale sono difficili da misurare. Quindi veniamo dal 1774, quando un Riccardo, economista, ha detto sì, mi tocca misurare qualcosa di valore e uso il soldo perché la felicità non la posso misurare, a 250 anni per arrivare adesso a cercare di misurare anche il perché, no? Offriamo quello che è il maggior valore della nostra economia, che è il tempo, no? Per sviluppare determinate attività. Per cui purtroppo io ho dei limiti rispetto ad Andrea, il fatto che parlo lentamente, non si esce, quindi il problema mio sarà quello di riuscire in questi 15 minuti a non fare una lezione da 100 minuti come capita di solito, no? Lo so, sono cosciente, mi prendo in giro per essere... 3 sono gli aspetti che voglio trattare in questi 10 minuti. 1. Attenzione a considerare solamente l'aspetto economico, no? Del fenomeno turistico, qualsiasi sia il fenomeno, perché quello che mettiamo dentro in questa interpretazione è il calcolo di quanti soldi mettiamo e di quanti soldi estraiamo. Gli economisti in senso generale, i miei colleghi economisti, perché io sono uno che si occupa di management, dicono misuriamo se metto €1 quanto mi ritorna, no, dell'euro. Si chiamano moltiplicatori, per cui se tu spendi X ti porta Y, per cui quanto autorizzi. Tutto quello che c'è in mezzo però non è misurato, cioè non è evidenziato, no? Per cui abbiamo il contributo del collega che ci dirà abbiamo tot chilometri. Li abbiamo spesi i soldi, certo. Cosa ci porta? Quanto ci costerà mantenerli? Ma che effetto avrà in termini di persone che vengono a vivere l'esperienza granulare, pulviscolare, di poter prendere la fotografia specifica da un certo luogo e farlo diventare un ricordo, per cui a quel punto quel giro in bicicletta varrà moltissimo per quella persona e che magari, cinico, insegno marketing, se riesci a metterla virale sul social e ti permette di aumentare moltissimo la visibilità perché è una fotografia brava, fantastica, un Instagrammer che ti fa questo, immediatamente tu potresti misurare, grazie a quel signor Pinco Pallo che ha fatto la bella fotografia, il fatto che da quel punto di vista Gemona è più visibile, no? Senza pagare un fotografo professionale, perché questo ha 50.000 amici, perché un australiano è in grado di... ok? Però nel mezzo, in entrambi i casi, noi soggetti non siamo protagonisti. Noi vuol dire quelli che sono qui dentro, in questo tipo di stanza. E chi si occupa di management tende a cercare di facilitare e studiare i meccanismi con cui, se abbiamo un certo obiettivo, iniziamo a definire una serie di politiche per poter controllare i risultati e migliorare. Non è che ce la facciamo la prima volta, non siamo ottimizzanti, siamo in grado di migliorare la condizione rispetto a quello che si presenta. Quindi le 3 cose sono analizzare quali sono i trend dell'evoluzione della domanda generale, capire quali sono stati gli effetti da parte dell'offerta, perché noi siamo soggetti che abbiamo un'infrastruttura chilometrica, abbiamo albergatori che si sono messi di fronte a questo, comuni che si sono messi a infrastrutturare, ma anche a promuovere. Un'agenzia che fa promo-commercializzazione strutturata del prodotto bike tourism in 6 segmenti diversi, in 5 lingue diverse, in n contesti diversi, per fare in modo che il personaggio che un po' sovrappeso potrebbe essere quello che passa il 55enne un po' sovrappeso con i capelli bianchi in spandex e maglietta arancione, forse è danese, no? Ma magari potrebbe anche essere un trevigiano, no? Per fare in modo che sia il danese che ha deciso di stare proprio 5 giorni in quel percorso e prendere il prodotto che loro promo commercializzano, è magari il risultato ottenuto perché siamo andati a cercare i primi che vogliono valorizzare la loro esperienza. Allora, l'evoluzione dell'offerta e gli effetti per il marketing territoriale della singola situazione. Friuli,
una Gemona che ha 4 piste ciclabili, ciclovie che si incontrano, è un luogo nel quale lo sport è un fattore così determinante da aver ospitato un corso di scienze legate motorie, in cui ci sono altri eventi, quindi in cui la strategia a questo livello, cioè di questo comune dentro questo percorso, può aver chiarificato il fatto che voglio essere riconoscibile come un comune in cui il turismo e le attività sportive sono un elemento determinante. A quel punto il bike tourism si innerva in un certo modo. Quindi, in termini operativi, 2 anni di evoluzione della domanda, primo punto. 2 anni di lockdown cosa ci hanno lasciato? La gente vuole stare all'aria aperta e durante questi 2 anni il bike tourism di corto raggio è esploso. Cioè da Treviso a Villorba piuttosto che da Udine a Gemona, è esploso. Cioè la gente ha usato la bicicletta perché inizialmente era bloccato, ma poi proprio come esigenza. Ha permesso di aumentare le esperienze di cicloturismo anche da quelle persone che si erano allontanate perché l'ultima volta che avevano preso la bicicletta era prima di fare la patente. Secondo, si è trovato di fronte a dire che andare fuori è una necessità frequente, non mi organizzo la singola esperienza turistica una volta all'anno, con una richiesta importante di libertà di decisione. Avete avuto l'esperienza, se volete comprare un pacchetto turistico, quella è la data di partenza, partite di sabato o partite di martedì, non potete decidere, ma se cambia il tempo parto. Allora, la libertà come elemento determinante nel fare turismo da parte del singolo soggetto. E dall'altra parte avere esperienze sul territorio in modo esplicito, non più cercare di vedere un elemento filtrato. Questo macro trend, si sono accelerati rispetto a delle tendenze che erano già presenti. Non è che non sono delle novità, è il fatto che si è accumulato tutto in poco tempo. Così come quella forzata digitalizzazione, possiamo usare come termine, della nostra vita. Cioè, per 2 anni noi abbiamo imparato a fare delle cose che abbiamo imparato in 10 anni. Anche l'ultimo tecnofobico, scusate, faccio l'esempio di mia moglie, ha comprato su Amazon. E si è stupito che dopo 18 ore certe cose potevano arrivare a casa. Ma non... E se bello, brutto che piaccia, si è trovato di fronte a interagire con infrastrutture in cui dici è possibile semplificarmi la vita da parte di qualcuno, se questo qualcuno si è specializzato. E quindi questa digitalizzazione forzata oggi chiede, sistemi di supporto digitali di più alta qualità, perché la gente ormai è dato per scontato che tu possa programmare qualcosa, prenotare qualcosa, avere la possibilità di schiacciare sul telefono e che il numero di telefono è già scritto, non che devi copiarlo, metterti sul telefono, Perché? Perché ormai siamo abituati a questo elemento di base e non è possibile che se c'è un numero di telefono parta una segreteria se ti hanno detto H24, qualcun altro deve portare il telefono a qualcuno, a un cellulare che mi risponde. Non è ammissibile, perché abbiamo già vissuto questa esperienza. Dall'altra parte, qualsiasi tipologia di servizio, dal pubblico al privato, non solamente l'hotel in cui ho programmato di andare arrivando con la mia bicicletta, ma anche il taxi che magari mi dovrebbe venire a prendere, sapendo che magari mi può anche aver detto se c'ha lo spazio perché ha un furgone di mettermi le biciclette, o se al contrario qualcuno mi viene a salvare dopo una grandine non prevista. Quindi sapere che dare un'informazione io consumatore al sistema di offerta, ma anche l'informazione prodotta ha una multiutilità. Quindi delle cose che ci sono in certi database pubblici privati che sembrano inutili in un certo momento, in realtà diventano di massima utilità per permetterti di ottenere il risultato. Quando? Quando ti capita qualcosa non previsto. Ricordiamoci che noi viviamo questa esperienza di sereno uso delle infrastrutture da 50 anni. Non ci preoccupiamo di andare in giro con l'automobile perché un posto dove prendere benzina, in futuro energia elettrica, no? E un posto dove parcheggiare ce l'abbiamo ovunque. Sappiamo se la strada è interrotta o meno e un carro di assistenza ce l'abbiamo perché ci siamo abituati negli ultimi 50 anni. Tutta questa serenità informativa non ce l'abbiamo nell'ambito del turismo, no? Ma è un'esigenza presente. L'offerta cosa ha fatto in questi anni, come dire, in processo di accelerazione? Le piste ci verranno evidenziate, il Friuli non è messo male, non possiamo dire che siamo messi male comparativamente rispetto a altre regioni. Fortunatamente qualcuno ci ha pensato in anticipo e ci troviamo di fronte ad essere, tra virgolette, se vogliamo, al massimo 3 anni più avanti del resto dell'Italia, perché in questo momento il PNRR distribuisce soldi e ci sono una montagna di appalti, di piste ciclabili, anche cicloturistiche, in tutta Italia, no? Dall'altra parte sono le infrastrutture complementari turistiche che, come dire, sono importanti per rendere viva questa granulosità. L'ultima chiesetta in cima no? Che abbia un posto in cui uno possa parcheggiare la bicicletta sotto una pergola, se volete. Oppure fare in modo che se tu ti rivolgi ai turisti e devono andare al secondo piano per farsi la doccia quando arrivano sudati, forse avere quella cosa strana che è una pompa all'esterno può essere un elemento di base perché ti orienti a ospitare queste cose. Ovunque però, come cultura di presente
altrettanto in modo granulare come i nostri attrattori turistici. Perché per questi qui si arrivano dove un'auto non arriva, questi si arrivano dove l'autobus non arriva, perché arrivano avendo scelto specificatamente di andare a vedere quel percorso. Perché? Perché magari vengono una riduce in carne e vogliono proprio vedere la cosa che i nonni vedevano. Dall'altra parte, i prodotti tutto l'anno, è possibile far venire la gente anche in inverno, perché siamo noi che prendiamo la pioggia, ma i danesi prendono la pioggia tutti i giorni, quindi venire a prendere la pioggia qui o prendere il freddo da loro, quindi tutto questo desiderio del turismo di togliersi dalla solo estate o solo inverno, il cicloturismo è il tipico prodotto che ci permette di realizzare questo, ci permette, se ci organizziamo con club di prodotto, con offerte, facendo in modo che a ottobre, il 5 di ottobre, magari si misura come enoturismo, perché vengono a prendersi a ordinare il vino, ma magari ci sono arrivati in bicicletta nella cantina particolare, per cui organizzare questo in percorsi temporali diversi. L'evoluzione dell'offerta. Ad oggi c'è un'app, un sistema nel quale questa, come dire, serenità di essere sempre sicuri di avere un'app è presente, o che mi segue, che mi guida, che mi aiuta. C'è tantissima azione in questo momento, non siamo ancora arrivati a semplificarci, cioè non abbiamo il Google equivalente, no, per la ricerca, non abbiamo, come dire, il posto in cui tutti noi, soggetti dell'offerta, soggetti della domanda, carichiamo quelle informazioni. Il Booking ha conquistato questo nell'ambito del turismo fisso, non ce l'abbiamo per quanto riguarda tutti questi altri servizi. Allora, se non sono andato troppo, no? Sì, i tempi, sono abbastanza nei tempi, no? Due prospettive di impatto del marketing del turismo, macro e micro. Allora, macro, siamo in una regione, la regione ha un'offerta bike tourism soddisfacendo un'esigenza di una domanda che è presente, perché ovunque in Europa c'è questo. Cito articolo report del Ministero danese uscito il 2 di maggio del 2022, quali sono le nazioni più friendly per quanto riguarda il bike tourism? Sto parlando di un ministero danese, no? Tra parto, ho cercato un report di 40 pagine, ho cercato, ma nell'articolo di sintesi l'Italia non c'è, non i Friuli, l'Italia non c'è. Hanno messo la Germania, la Francia. Fare in modo che in Danimarca questo venga comunicato, è scritto in inglese quindi in realtà lo vedono dappertutto, è un problema di posizionarsi, non perché mancano le infrastrutture. E questo è un problema proprio di comunicare che siamo in grado di, cioè già non c'è una nicchia, ma siamo in grado di. Però se succede questo, succede che sistematicamente, no, non arriviamo a quel tipo di livello, ma non è un problema di Gemona, neanche del Friuli Venezia Giulia, è un problema generale. I Friuli è più avanti di altri. Certamente c'è bisogno di evidenziare che però questa granulosità della domanda, cioè il fatto che possa essere distribuita, permette di fare tante cose in tanti luoghi. Quindi nell'offerta particolare di una regione, grazie a queste infrastrutture, io posso, come dire, spingere, no, questa domanda in luoghi che non sono conosciuti per aiutare, ed è questo il microlivello. La singola destinazione o località che può usare il bike tourism come primo punto per partire, a meno particolare, nessuno mi conosce, però dei paesaggi fantastici, nicchia di mercato, creo le condizioni per partire del bike tourism per fare questo. Al contrario, seconda condizione, sono una destinazione, un luogo che ha una sua specificità, ma ha la possibilità di utilizzare questo come, attenzione, sono prettamente culturale, ma il fatto che il bike tourism mi arriva tutto l'anno mi permette di fare in modo di non avere addensamenti e quindi lo uso come elemento per aiutare lo sviluppo. Oppure sono una destinazione matura e a questo punto dovrò dare per scontato che certi servizi per il bike tourism devono essere presenti. A Lignano non è possibile che non possa arrivarci, no? No, non posso arrivarci, non posso, tra virgolette, soggiornare, perché tutti pensano che non arrivi solamente con la macchina station wagon o col SUV con tutto dentro. Se tu arrivi con la bicicletta sembri strano, se arrivi a Garado no, perché arriva, come dire, il punto di arrivo della ciclovia, ma se arrivi a Lignano già diventa strano. In una destinazione matura non è più possibile non avere una sensibilità per il bike tourism, perché a quel punto la libertà dei soggetti per muoversi è diversa. Quindi ci può arrivare in autobus, ci può arrivare in auto e anche in bicicletta. Non può essere fantastico o strano il fatto che ti arrivi un turista dall'Austria che decide di arrivare a Lignano con i figli piccoli e di arrivare e quindi pretende che qualcuno gli prenda dall'ultima stazione ferroviaria le valigie e gliele porti in albergo perché arriva in bicicletta. È successo. Se voi fate un'analisi, mi scuso ma con alcuni studenti, gli aziendalisti sono un po' operativi, cioè vanno a verificare, prendo 50 alberghi in una determinata destinazione e verifico quali sono i servizi per l'ambito turistico e in alcune destinazioni matorie in Friuli Venezia Giulia neppure sono citati. Non siamo orientati positivamente, neppure sono citati. Allora, è una destinazione matura? C'hanno già troppi turisti? Non c'è problema, però fra 5 anni questo non potrà essere possibile. Così, scusatemi, come non avere il condizionatore, ok? Come non avere la presa wifi, cioè fra 5 anni non sarà accettabile in un servizio strutturato in una destinazione non avere un'ospitalità infrastrutturata per questo turismo.
però sono 3 situazioni diverse. Allora, ogni singolo luogo, e concludo, avrà bisogno, innervandosi nella politica che viene fatta di supporto regionale, nel decidere se questo è il modo in cui farsi trascinare fuori dal non presenza turistica, svilupparsi in modo integrato, oppure diventare un fattore necessario come altri nell'ambito di questo turismo. Grazie, scusate. Buonasera a tutti e benvenuti, grazie all'Università per l'organizzazione del convegno e al Comune e alla Comunità Montana per l'ospitalità. Io proietto 2 slide più per promemoria mio che per dei contenuti, però ci sono un paio di mappe insomma, che ci aiuteranno a capire come si sviluppa la rete delle ciclovie regionali soprattutto in questa zona, non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in questo ambito territoriale che, come anticipato la dottoressa Missana all'inizio, è un ambito particolarmente votato al cicloturismo proprio perché è un crocevia di diversi percorsi. Cos'è che ha fatto la Regione in tema di mobilità ciclistica? Perché non parliamo solo di cicloturismo, il tema dello sviluppo dell'utilizzo della bicicletta è un tema trasversale a diversi settori e noi, il nostro ufficio, si preoccupa prevalentemente della parte infrastrutturale, chiaramente, però è un argomento che sta diventando realmente, come ho detto, multisettoriale, tant'è che insomma, si parla di marketing, si parla di cultura, quindi questioni assolutamente non marginali. La bicicletta può fare tantissimo e è chiaro che l'accezione principale che diamo noi come ufficio infrastrutture è quella diciamo di carattere ambientale e miglioramento della salute attraverso una serie di infrastrutture che possano agevolare l'utilizzo della bicicletta nei suoi vari utilizzi. Quindi la svolta, diciamo così, recente in tema di mobilità ciclistica è rappresentata dalla legge regionale numero 8 del 2018, che ha inquadrato il tema e che ha dato l'avvio a tutta una serie di attività che da una parte fanno capo al piano regionale della mobilità ciclistica e dall'altra fanno capo a una serie di iniziative di promozione e sostegno allo sviluppo di questi temi a livello anche comunale, locale o intercomunale. Quindi si parla di interventi locali di tipo infrastrutturale ma non solo, di azioni di promozione dell'uso della bicicletta e dei famosi biciplan, per i quali la Regione ha anche approvato un documento importante di indirizzo che sono le linee guida. Tutto questo poi si trasforma in una serie di finanziamenti regionali che in varie forme. Una è legata al regolamento di cui è il decreto 76 che vedete nella diapositiva, e poi ci sono tante altre forme. Io non ho citato il PNRR perché meriterebbe un discorso particolare, ma ci sono le concertazioni, c'è il Porfesr e sono insomma canali di finanziamento anche importanti su cui tornerò fra un attimo. Allora, le ciclovie, nel titolo del convegno si parla di ciclovie del Friuli Venezia Giulia, no? Una parte di queste ciclovie fa capo alla cosiddetta RECIR, cioè la rete delle ciclovie di interesse regionale. Poi però ci sono anche altre reti, non è l'unica, no? Questa RECIR ha una storia che parte dal 2004, io la farei iniziare nel 2004 con una prima delibera della regione in cui sono individuate le prime 3 ciclovie in collaborazione con le province al tempo, tra cui c'era l'Alpe Adria che ci interessa. Poi questa prima delibera si è trasformata in un qualcosa di più strutturato, è stata introdotta la RECIR nel 2006, nel 2015, nel 2019, sono state diverse variazioni, sempre però con un'idea un po' forse più turistica che infrastrutturale. Nel 2021 è stato adottato in via preliminare il piano regionale della mobilità ciclistica. Siamo una delle prime regioni ad avere lo strumento in questo stato di avanzamento, è realizzato in modo strutturato e indipendente rispetto ad altri piani di settore. Approvare un piano della mobilità ciclistica non è immediato, ci sono diverse fasi, quindi noi abbiamo avuto una prima fase che, come ho detto, è l'adozione preliminare nel 2021,
in cui la RECIR è stata parzialmente modificata rispetto all'aspetto precedente, e al momento è stato da poco fatto il passaggio dell'adozione definitiva, quindi la RECIR ha subito un'ulteriore modifica, che è forse la più importante che è stata fatta negli ultimi anni, e adesso stiamo elaborando l'ultima fase dell'iter per arrivare all'approvazione del piano. E come aveva anticipato la dottoressa Missana, in questa zona ci sono 5 ciclovie, su 9 che sono quelle totali. In realtà io qui nell'elenco ne ho messe di più, perché come si vede dal grafico, Gemona sta in un punto, in uno snodo centrale che di fatto da cui verso valle si aprono a ventaglio tutti i vari percorsi che portano verso il mare e verso sud, per cui in realtà le ciclovie, gli itinerari io li ho messi 7 addirittura, perché la ciclovia di tagliamento è doppia sulle 2 sponde, e anche la ciclovia numero 9, che in realtà non arriva a Gemona, però rappresenta comunque un flusso, no? Concatenando i vari itinerari, un collegamento con Gemona, con Pordenone, per cui Gemona è collegata con Sacile, con Pordenone, con Codroipo, con Udine, con Gorizia, insomma, oltre che alle spalle con tutti i territori di montagna, insomma le valli alpine. Gemona intendo il gemonese, non si offendano gli altri comuni che fanno parte invece di un territorio unitario dal punto di vista cicloturistico, anzi l'evoluzione di questo schema ha portato a una razionalizzazione delle ciclovie, che ha visto poi una valorizzazione dello snodo proprio di Gemona rispetto alle versioni precedenti. Si nota poco da questo disegno, ma insomma per esempio la ciclovia della Carnia è stata allungata fino a Venzone come itinerario, proprio per accentuare per esempio il carattere turistico, no? del territorio e dei centri più significativi. Per cui è stata fatta un'operazione che in qualche modo ha considerato gli aspetti turistici, però il piano regionale non è un piano di promozione turistica. E questo deve essere chiaro, nel senso che quando uno vede la mappa delle ciclovie pensa a una mappa di percorsi percorribili interamente, invece è un piano dei trasporti che chiaramente si connette anche alle problematiche turistiche, anzi non può trascurarle. Però c'è anche dell'altro, c'è tutto il tema dell'intermodalità, di come la rete ciclistica si connette con la rete del trasporto pubblico, proprio per agevolare un utilizzo efficiente dei mezzi di trasporto meno inquinanti. C'è la volontà di collegare le zone principali, le aree industriali di interesse regionale, per cui tutta un'idea di casa lavoro che deve essere considerata negli spostamenti in bicicletta, e poi c'è una parte che declina le prospettive regionali a livello subordinato, diciamo così, quindi a livello comunale e sovracomunale con i biciplan, in modo che si crei di fatto una pianificazione a più livelli che copra con infrastrutture e azioni dedicate tutte le esigenze di mobilità ciclistica a vari livelli. L'ultimo acronimo che riporto è il SICID, perché come ho detto prima, le reti del Friuli Venezia Giulia non sono quelle di interesse regionale, ma ci sono anche le reti sovracomunali che rappresentano ambiti territoriali un po' più ampi di quelli dei singoli comuni, e poi ci sono anche le reti comunali, quindi è un sistema. Quell'acronimo SICID indica proprio il sistema della ciclabilità diffusa, che è uno degli obiettivi del piano. Come si attua il piano regionale? Si attua in 2 modi, sostanzialmente in via diretta e in via indiretta. In via diretta per le azioni e per le ciclovie che hanno interesse regionale, in via indiretta invece per promuovere la realizzazione anche delle altre reti e delle altre attività. Quindi per tornare per esempio alla slide iniziale in cui si parlava del regolamento che finanzia interventi e azioni in questo territorio, abbiamo uno degli esempi virtuosi sulle azioni di promozione della bicicletta, in cui una cordata di associazioni, di diverse associazioni locali, sta realizzando delle attività importanti continuative già da diversi anni con le scuole, per esempio, no? E quindi è un esempio, insomma, un ottimo esempio di come si possa promuovere la ciclabilità, non solo parlando di infrastrutture. Per concludere,
arriviamo un po' all'area che ci interessa per dire che negli ultimi periodi sono già stati finanziati diversi interventi in questo territorio e si continuerà a farlo perché anche la Regione riconosce in quest'area, come ho detto prima, un valore particolare di crocevia cicloturistico, e una delle priorità di intervento sarà quella di raccordare i tratti di ciclovia esistenti. Il professore prima ha detto che non siamo messi male, è vero, noi se contiamo i chilometri di piste ciclabili in regione a livello nazionale ci collochiamo abbastanza bene sicuramente, e il problema è che a parte l'Alpe Adria, le ciclovie della Carnia e altri piccoli esempi, queste ciclovie sono abbastanza discontinue ancora nel nostro territorio, no? Il piano serve un po' a mettere ordine, possiamo dire, per cui lo sforzo che adesso sarà fatto nel breve e medio periodo è quello di chiudere, no, le criticità, tant'è che sono già stati finanziati in questa zona gli interventi per il ponte di Braulins, per il recupero della ferrovia tra Gemona e Venzone, cioè alcuni tratti mancanti, e altri sono già in programma. Prima non a caso ho citato il Porfese perché la messa in sicurezza per esempio della ciclovia FVG3 che va verso Pinzano e di altri tratti della zona sono già previsti nel programma del Porfese, sperando. Adesso non abbiamo ancora la certezza di avere le risorse, però per dire che insomma stiamo cercando proprio di completare la rete in questo snodo fondamentale proprio per partire poi questo e altri 2 o 3 snodi simili che abbiamo in regione, per riuscire a dare una continuità a queste infrastrutture, perché è necessario che ci sia la continuità delle infrastrutture se vogliamo supportare poi le azioni di marketing e promozione. E quindi passo la parola alla collega di promoturismo per trattare quest'ultimo argomento. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io porterò la mia esperienza. Io appunto sono Giorgia De Iuri, Project Manager per Promoturismo FVG per il progetto Sportland. E racconto brevemente cos'è Sportland, magari vedo molte facce del territorio. È un progetto che coinvolge 16 comuni della Pedemontana e dell'Alto Friuli che appunto si sono uniti per cercare di promuovere e valorizzare questo territorio da un punto di vista chiaramente turistico, sportivo, culturale e paesaggistico. E quindi anche la parola guardare che utilizzavamo prima mi piace molto. Dal 2020 è entrato un po' all'interno di Promoturismo con questa nostra regia. E come ci siamo mossi? Abbiamo cercato di capire quali fossero noi li chiamiamo in termine tecnico cluster prodotto presenti nel territorio, quelli più maturi proprio per partire nella promozione e nella valorizzazione del territorio stesso. E la bicicletta è chiaramente la regina di questi prodotti. Bicicletta nelle sue sfaccettature, quindi abbiamo la mountain bike, abbiamo il ciclismo, abbiamo il slow bike, e-bike nuova, altra regina fondamentale di queste tendenze. E con ognuna di queste, diciamo, sottocategorie di prodotto, chiaramente individuiamo un target, quindi una buyer persona, la chiamiamo in termine tecnico, differente, quindi un pubblico che usufruirà poi di questa esperienza, che vorrà fare questa esperienza differente. Possiamo parlare di leisure bike, quindi chi va a fare un'esperienza di turismo lento proprio per guardare, per vivere per godere appieno, no, del piacere del territorio stesso. Possiamo parlare di road bike, quindi lo sportivo che tendenzialmente vuole fare una vacanza all'insegna dell'attività fisica anche. E poi abbiamo mountain bike, quindi in questo caso parliamo di avventura e paesaggio, fanno da padrona, con magari delle biciclette che ti permettono di fare anche delle esperienze off-road, quindi fuoristrada.
abbiamo il Cycling Holidays, quindi ti muovi tendenzialmente con la bicicletta, proprio la chiave fondamentale è viaggiare in bici, e l'Holiday Cycling invece è portarti col carrellino magari dietro la bicicletta e durante la tua vacanza utilizzarla per delle gite, delle piccole escursioni. Ma la nuova tendenza, la grandissima tendenza, queste due ultime che sto dicendo, sono aumentate negli ultimi 2 anni, nonostante la pandemia, dell'80%, quindi un dato fondamentale molto forte. Quindi l'ultima di cui parlo è proprio il day excursion in bicicletta, quindi nonostante non viaggio con la mia bici, ma vado a noleggiarla sul territorio. Dati fondamentali, dati molto significativi, come diceva lei prima, noi per costruire un prodotto, un pacchetto turistico, anche se la parola non ci piace, partiamo dai bisogni di questi turisti, di questi potenziali turisti, quindi cerchiamo di capire quali sono le loro necessità, le loro volontà. E quindi da tutto questo contesto andiamo a costruire delle esperienze ad hoc, esperienze che tendenzialmente, come dicevo prima, devono essere adattate ai diversi target. L'e-bike un po' ci aiuta, ha aiutato anche le persone meno sportive a raggiungere delle destinazioni un po' più ardue, un po' più difficili, magari dando fastidio a quelli che si allenavano, no? Proprio per arrivare alla meta, ma allo stesso tempo è un trend del turista post-Covid che appunto vuole fare una vacanza all'aria aperta, al contatto con la natura, in realtà nuove, autentiche in tutti i sensi, e anche quelli un po' più sedentari in realtà durante la loro vacanza vogliono fare, io li chiamo i dinamici, no? Vogliono avere un'esperienza dinamica, vogliono muoversi un po'. Ed è qua che la bicicletta ovviamente fa da padrona. Noi come regione stiamo cercando di creare delle offerte intermodali, nel senso intendo di accoppiate, bus e bici, piuttosto che barche e bici, piuttosto che treno e bici. Nel 2021, nonostante il periodo con quei grandi lockdown che abbiamo vissuto, è aumentato del 37% l'utilizzo di Trenitalia per le tratte regionali di persone che vivevano la loro esperienza accompagnate dalla bicicletta, quindi anche qui un altro dato significativo. Tutto questo ha portato, nel caso di Sportland, ma degli altri territori dove io comunque sono project manager e che hanno tutti come filo conduttore il turismo all'aria aperta, la bicicletta, turismo lento, è quello di in tutti questi in questi territori ha portato a creare delle esperienze personalizzate, perché il turista post-Covid è eclettico, non vuole vivere soltanto un'esperienza monotematica, ma un mix di esperienze, quindi anche quello più sportivo in realtà vuole farsi accompagnare magari da una degustazione piuttosto che dall'esperienza detox, di relax all'aria aperta. E quindi i pacchetti che andiamo a costruire nello specifico e poi a promo commercializzare sono un mix di tutto quelle che sono le bellezze del territorio, con la bicicletta che fa da padrone in questo caso. Ultimo dato che vi do, nel 2021 le ricerche online per quanto riguarda quindi percorsi di cicloturismo, nonostante sempre il periodo che abbiamo vissuto, sono aumentate dell'81%, e la ciclovia Alpe Adria è al 4º posto, con un aumento rispetto al 2018 dell'84%, quindi dei dati molto molto significativi. Questa è un po' la direzione. E questo è quello che noi cerchiamo di fare, di promuovere. Ad esempio nel caso vi parlavo prima di altri territori, ad esempio il Coglio, l'idea è quella di creare, ma non solo per quel territorio lì, questa offerta integrata di bus e bici o on-off col carrellino bicicletta, che ti permette magari di fare un percorso anche culturale con la tua bici o anche enogastronomico all'interno della strada dei Vino dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Grazie. Grazie dottoressa De Iuri. Mi sembra che i 4 interventi si sono amalgamati abbastanza bene, d'altronde abbiamo fatto molti incontri tra di noi per prepararli. Volevo aggiungere una cosa, dottoressa, una tendenza che mi sembra molto forte è quella dei turisti di trovare sul posto le biciclette nelle strutture ricettive. Secondo me è
rientra proprio in quello che dicevi tu, Andrea, cioè questo salto in avanti che dobbiamo fare anche dal punto di vista dei servizi, no? Non solo negli alberghi, che sono forse i più elastici, ma per esempio se guardiamo Airbnb all'estero, regolarmente c'è scritto la possibilità di avere la bicicletta. Da noi facciamo ancora un po' di difficoltà. Per esempio nelle città facciamo un po' di difficoltà, mentre il turista, come l'ha definito, eclettico, post-Covid, ha capito che avere la bicicletta in città è una maniera molto più, posso dire la parola, conveniente di spostarsi dal punto di vista della convenienza in senso generale. A questo punto penso che possiamo chiudere qui. Io ringrazio. Eccolo qua il sindaco. Magari prima passo la parola al Presidente, perché siamo stati anche incalzati e quindi, anche se non direttamente coinvolti ma indirettamente, è giusto anche dare delle risposte. Buonasera, buonasera a tutti. Io veramente vi ringrazio per tutti gli importanti interventi che abbiamo avuto veramente l'opportunità di seguire questa sera. Quindi di nuovo grazie all'Università di Udine, al Comune di Gemona e a tutti i relatori di questa serata e di questo progetto. Riflessione su tutto ciò la faccio anche sulla premessa della dottoressa Missana, quando ha detto giustamente il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, che con molta grinta, molta forza ha creduto e crede in questo progetto. Questo è fondamentale e mi aggancio alla sua affermazione, perché Gemona è hub di tanti snodi importanti ed anche assolutamente è centrale per il nostro comprensorio, e quindi ben venga, ed è importante che Gemona sia forte, perché così si rinforza veramente anche tutto il comprensorio di comuni limitrofi, che questo è fondamentale. E ho sentito prima alcune importanti osservazioni riguardanti anche alcuni tratti richiamati in parte anche dal dottor D'Andri prima nel suo intervento, tratti di realizzazione di collegamenti ciclabili anche nel nostro comprensorio. Il nostro impegno è già partito da tempo, per alcuni tratti abbiamo già ricevuto il finanziamento, come ha ben richiamato D'Andri, proprio per quanto riguarda il ponte di Braulins e per quanto riguarda proprio il collegamento di Portisvecchio-Venzone, che comunque sul quale siamo in una fase avanzata di progetto. È stata appaltata, quindi i lavori partiranno già al termine dell'estate, il collegamento tra Artenia e Buia, pertanto è appaltato, quindi questa è un'altra notizia importante, quindi un ulteriore collegamento. E per quanto riguarda la parte Moggio-Venzone, probabilmente le osservazioni sono corrette, però poi bisogna anche conoscere e capire come funziona la nostra legislazione, le nostre norme, le regole, eccetera. Credo che, non so se tutti sanno, che lì c'è stato un ricorso al TAR, pertanto di un privato cittadino, pertanto i lavori si sono fermati per diversi anni, per cui adesso credo ci sia stato il primo grado di giudizio, però nel frattempo è già stato fatto l'intervento di messa in sicurezza. Non rientrava nelle nostre competenze come comunità di montagna del Gemonese, ma comunque abbiamo sollecitato molto FVG Strade su questo e quindi la Regione, e devo dire che i lavori perlomeno di messa in sicurezza sono stati in parte eseguiti, e quindi adesso attendiamo un proseguo veramente positivo per tutto ciò. Grazie a tutti di nuovo e buona serata. No, grazie Presidente, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per tutti i relatori, per tutti gli amministratori dei comuni qui presenti e per tutti i cittadini che hanno voluto ascoltare questa presentazione. È chiaro che c'è del tempo da recuperare, abbiamo capito che siamo ben posizionati a livello nazionale, ma probabilmente in una scala europea non siamo a primeggiare, e forse questa deve essere l'ambizione anche della nostra nazione, della nostra regione. Ci sono dei pezzi che mancano rispetto a quello della Moggio-Venzone, siamo arrivati al Consiglio di Stato addirittura con questo ricorso. Se non mi sbaglio sono stati quasi completati, o forse completati, i lavori di messa in sicurezza, come diceva poc'anzi Marangoni, e
dovrebbe, mi sembra di aver capito, un'opera che adesso è in pancia, FVG Strade, se non ero, dovrebbe partire, se non altro, con il primo lotto, quello sul vecchio sedime della ferrovia, avendo spacchettato i due appalti. La collaborazione con tutti gli interlocutori qui seduti sul tavolo e con la Regione, in particolare ovviamente con la comunità di montagna, ci ha portato a sviluppare anche per quanto riguarda e a responsabilizzarsi anche rispetto degli investimenti, che questa amministrazione comunale, anche qui vedo Masini che aveva avviato questo percorso perché profondamente stimolato da una sua passione, anche oltre da una competenza, si è già elaborato un piano con tutti i comuni vicini di tutti quelli che sono i collegamenti che mancano, diciamo, e per ciascuno di noi ci sono i compiti per casa da fare. Per quanto riguarda il comune che rappresento, un lotto su Ospedaletto è quasi completato, è in fase di progettazione, anzi la progettazione esecutiva, qui vedo anche il vice sindaco, l'assessore Ferragotto con la consigliera Zilli, è già stato completato ed è in fase d'appalto, no, è già appaltato e quindi deve essere solamente eseguito. La ciclovia, la variante per Artegna, in attesa che arrivi il finanziamento auspichiamo del Forfers, e che arrivi quanto prima. Ovviamente c'è la variante che è già stata anche questa progettata completamente e siamo in fase di conclusione del periodo per accedere il mutuo e quindi per la fine dell'anno sarà appaltando anche questa. Vi posso assicurare che nel quadro normativo attuale riuscire a partire da un progetto, dall'assenza di qualsiasi tipo di progettazione, a pianificare un BC plan a livello locale, a partire con una progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, appaltare l'opera e vedere iniziare i lavori nell'arco di 4 anni, vi posso assicurare che per un ente pubblico non è cosa molto semplice e replicabile. Quindi credo che si stiano facendo tutti gli sforzi possibili in questa direzione, perché crediamo, e concludo, che questo, se adesso siamo un luogo di passaggio, domani l'ambizione è quella di diventare un crocevia ma anche un hub. Immaginiamo che qualcuno possa dormire a Gemona, prendere il treno dal suo Tarvisio e venire giù, andare giù a Cividale e tornare indietro col treno e fare la stessa cosa verso Pordenone e le altre destinazioni. Questo ovviamente implica ancora una cosa: si sta vedendo timidamente, ma si sta vedendo l'implementazione, e ci auguriamo che la prossima volta lì sieda anche il privato, e porta a investimenti privati. Abbiamo bisogno di posti letto perché la scorsa estate, per fare l'ultimo esempio, abbiamo avuto un grado di copertura di saturazione molto ampio e pensare di andare a fare promozione nei paesi del nord e non sapere dove metterli a dormire rappresenta un po' un limite ed un rischio ed anche un autogol. Quindi ci auguriamo che i posti letto aumentino, perché sennò rischiamo che tutto quello che stiamo facendo adesso abbia un valore ma non esprima il giusto potenziale. Grazie e buona serata a tutti.